Inaugurata l'Officina delle Tradizioni Popolari, si tratta di una sezione dell'Ecomuseo della provincia. La Procura apre un'inchiesta e l'ASP un'indagine interna, rinviati i funerali della giornalista Loredana Guida, disposta l'autopsia. Negli ospedali siciliani arriva il vademecum contro l'influenza killer che ha fatto decine di vittime in Cina e seminato il panico in Europa. Il centro Telefono Aiuto presenta un nuovo videoclip del gruppo musicale Marte. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ad Agrigento apre i battenti l'Officina delle Tradizioni Popolari Gigi Casesa, uno spazio che espone arte popolare, attrezzi di lavoro dei contadini, dei pescatori, degli artigiani, il teatro dei pupi, strumenti musicali etnici e alcuni costumi delle tradizioni folcloristiche agrigentine. Partner dell'iniziativa è la CNA di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un'iniziativa sicuramente lodevole, bella, che ricorda le nostre origini, le nostre tradizioni e cui voi avete dato il vostro apporto. Sì, ripeto, è un'iniziativa molto interessante che ha visto anche la collaborazione del sindaco, che è il proprietario appunto del locale, che ha messo a disposizione i locali proprio per questa mostra, che è importante perché questi ricordi, queste cose vengono, anziché essere tenuti, conservati a casa del Casesa, sono stati resi fruibili alla collettività e quindi soprattutto per i giovani portare a conoscenza di quelle che sono le tradizioni agrigentine, quindi ripeto, sotto questo profilo l'iniziativa è a mio avviso lodevole, apprezzabile senz'altro. Ma credo che sia un fatto assolutamente positivo avere dedicato questo spazio a un grande quale Gigi Casesa. Io personalmente ho avuto l'opportunità di stare per 12 anni nel gruppo Valdagragas, per me era un grande punto di riferimento, ma come per tutti gli altri ragazzi e componenti del gruppo, che lui riusciva sempre a tenere unito, a favorire processi di integrazione sempre tra i ragazzi. A Gigi il grande merito di aver portato le tradizioni folcloriche agrigentine nel mondo, di aver contribuito a far conoscere la città di Agrigento nel mondo. Quindi oggi ritengo sia un fatto assolutamente positivo fare questa mostra e dare la possibilità ai tanti, soprattutto bambini delle scuole, di poterla venire a visitare e di conoscere delle pagine della storia di questa città legate alle tradizioni folcloriche. Io per anni ho fatto parte del Valdagragas e per fortuna sono stato un grande amico, un fraterno amico di Gigi Casesa. Vedo che in questo luogo della memoria ci sono tantissimi costumi, strumenti musicali, foto che riportano ai viaggi e alla grande tradizione portata in giro per il mondo dal Valdagragas, a cui il nome Valdagragas e Gigi Casesa sono uniti, così come la mia persona è unita al ricordo del Valdagragas, di cui ho fatto parte per tantissimi anni, e alla grande amicizia, fraterna amicizia che mi ha legato e al ricordo che adesso mi lega sempre a Gigi Casesa. La Procura apre un'inchiesta e anche la direzione dell'ASP di Agrigento per la morte della collega e insegnante di Agrigento Loredana Guida, morta a 44 anni per aver preso la malaria in Nigeria in viaggio. 9 ore al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dal quale a un certo punto è andata via firmando le proprie dimissioni. I dettagli nel servizio. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, il fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo è a carico di ignoti. Se ne sta occupando il pubblico ministero Elenia Manno, il procuratore capo Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella seguiranno però con grande attenzione le indagini della sezione Carabinieri. La Procura sta già disponendo l'acquisizione delle cartelle cliniche in ospedale a San Giovanni di Dio di Agrigento e l'esame autoptico. Rinviati perciò i funerali di Loredana Guida. I familiari della giornalista e docente 44enne
33enne morta dopo aver contratto la malaria in Nigeria, hanno presentato un esposto alla procura per chiedere di far luce su eventuali responsabilità e negligenza del personale sanitario. I parenti della donna, assistiti dall'avvocato Daniela Posante, hanno formalizzato una denuncia rappresentando agli inquirenti la circostanza che Loredana si era presentata al pronto soccorso con la febbre alta e aveva fatto presente ai medici di essere stata in Africa. Intanto la città e non solo è sotto shock. La Regione ha già disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche di Loredana Guida e se la Procura della Repubblica di Agrigento aprirà un'inchiesta, le forze dell'ordine e la prassi si recheranno all'ospedale di Contrada Consolida per acquisire le cartelle di una donna che è stata uccisa dalla malaria. Anche la direzione sanitaria dell'ASP di Agrigento ha disposto un'indagine interna per verificare e valutare tutto il percorso assistenziale, percorso che hanno ricostruito con una nota stampa. Negli ospedali siciliani arriva il vademecum contro il coronavirus, l'influenza killer che ha fatto decine di vittime in Cina e sta seminando il panico anche in Europa. C'è il servizio di Lello Casesa. La regione siciliana si prepara ad affrontare la psicosi del coronavirus, mentre sono tanti gli isolani che affollano i pronto soccorso dei nostri ospedali e denunciano i sintomi delle malattie stagionali. Gli esperti assicurano che non ci sono casi in Sicilia. L'assessore alla salute Ruggero Razza ha convocato un vertice con tutti i primari di malattie infettive della Sicilia per dare indicazioni su come applicare il protocollo del Ministero della Salute. La raccomandazione è una: se avete sospetti non venite per nessun motivo in pronto soccorso. La direttiva ministeriale è chiara. Le centrali del 118 dovranno attrezzarsi per il trasporto di eventuali casi sospetti attraverso ambulanze di biocontenimento, una procedura che si attiva solo per i pazienti che abbiano viaggiato negli ultimi 15 giorni nelle zone a rischio o siano stati a contatto con persone di rientro e che abbiano i sintomi della polmonite. Il rischio maggiore è legato proprio alla psicosi. Siamo in piena epidemia influenzale ed è proprio questo che complica le cose, perché la sintomatologia è indistinguibile rispetto a quella di un'influenza complicata. Ed infatti i responsabili sanitari delle strutture della Sicilia lanciano un appello: se avete sospetti non venite in pronto soccorso, ma chiamate il numero unico di emergenza 112 che invierà un'ambulanza specifica. In questo caso l'ambulanza porterà il paziente in reparto senza passare dal pronto soccorso. L'unico vero rischio adesso è che la paura cinese mandi in tilt i pronto soccorso dei nostri ospedali. Submorti e droga sulle spiagge siciliane, la Guardia Costiera cerca il relitto con un elicottero. I particolari nel servizio. Un elicottero della Guardia Costiera ha effettuato un'ampia ricognizione aerea nella zona tirrenica per cercare elementi utili a chiarire il giallo dei sub trovati morti nei giorni scorsi sulle coste siciliane. Il primo corpo, irriconoscibile, venne trovato nel Messinese, nella spiaggia di Castel di Tusa. La Procura di Patti, una delle procure che stanno portando avanti le indagini, ha disposto una ricognizione aerea con un mezzo della Guardia Costiera di Milazzo. L'elicottero ha effettuato un'ampia ricognizione aerea nella zona tirrenica al fine di individuare eventuali relitti o altri elementi utili alle attività investigative. A bordo del mezzo anche il sostituto procuratore titolare dell'indagine ed ufficiali della Capitaneria di Porto di Milazzo. È stata effettuata una ricognizione del versante tirrenico della costa siciliana da Patti fino a Trapani, percorrendo complessivamente circa 270 miglia ad un'altezza compresa tra i 300 e i 500 piedi. Nei prossimi giorni, sempre su richiesta e con la direzione della Procura della Repubblica di Patti, guidata dal dottor Angelo Cavallo, il terzo nucleo subacquei della Guardia Costiera effettuerà delle ricognizioni subacquee delle aree in cui nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi accertamenti. Le indagini dovranno chiarire il rinvenimento dei corpi degli uomini in muta da sub che sono stati scoperti uno dopo l'altro sulle spiagge della Sicilia settentrionale senza che nessuno ne abbia mai segnalato la scomparsa. Probabilmente c'è un collegamento con i pacchi pieni di panetti di hashish, tutti uguali, che negli stessi giorni sono stati rinvenuti su altre spiagge da nord a sud della Sicilia. Forse in fondo al mare c'è un relitto di un'imbarcazione che era stata utilizzata per un maxi traffico di droga. I 3 uomini con la muta trovati morti avrebbero potuto essere a bordo dell'imbarcazione naufragata intorno a metà dicembre, quando quella zona fu investita da una fortissima burrasca di maestrale. Oppure i 3 sub sarebbero morti nel tentativo di recuperare il carico di droga finito in mare.
Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Il centro antiviolenza e anti-stalking Telefono Aiuto di Agrigento, presieduto da Antonella Gallo Carrabba, presenta un nuovo videoclip del gruppo musicale Marte. Il nostro direttore Arturo Cantella. Messaggio che vuole sollecitare le coscienze a un unico obiettivo, che è quello di denunciare. È il vostro compito, quello di Telefono Aiuto, un compito molto delicato di raccogliere queste denunce e sapere fare un lavoro certosino anche di conforto. Sì, ma per raccogliere le denunce dobbiamo arrivare alla gente e quindi questa mattina inizierà una nuova serie con la proiezione di questo videoclip. Questo videoclip è Amore e Guerra, proprio realizzato da giovani, quindi il pubblico giovanile si interesserà, vedrà cosa significa la violenza sulle donne, quando all'apparenza siamo tutti belli, truccati, ma in realtà dentro casa, dentro le mura domestiche può esserci altro. Quindi questo altro noi lo dobbiamo far emergere, lo possiamo far emergere anche attraverso la musica, un testo scritto realizzato dal gruppo Marte proprio per il centro antiviolenza, che permetterà appunto al pubblico giovanile, soprattutto perché appunto i giovani vedranno dei giovani che impersonano questi personaggi all'interno del videoclip e quindi si ritroveranno in loro e quindi potranno anche loro capire e aiutarci anche a lavorare nel territorio per far emergere il problema della violenza sulle donne. Parliamo di questo nuovo messaggio che è stato confezionato in maniera molto originale con l'apporto di numerosi professionisti. Allora, la cosa particolare è che è stato pensato e realizzato e prodotto da dei ragazzi agrigentini ed è la prima volta che un prodotto di questo genere esce fuori ed è dedicato alla violenza sulle donne, quindi noi del Telefono Aiuto dell'ASP siamo enormemente soddisfatti di quello che abbiamo fatto negli anni, perché abbiamo inculcato anche nei giovani la cultura della non violenza, quindi veramente è un prodotto che deve essere diffuso in tutte le fasce della popolazione, perché il messaggio è questo: uscire dalla violenza, e quindi tramite questo spot possiamo aiutare donne che non conoscono il centro. Sono il regista di questo progetto, nonché il musicista, insieme a Marco Lisci qui accanto a me, con cui abbiamo realizzato questo nuovo video nel tentativo di sensibilizzare questo tema così delicato, facendolo in un modo nuovo comunque rispetto al solito, così magari riusciamo a prendere una vasta cerchia di persone di tutte le età, facendo qualcosa di più innovativo, con una musica più moderna, e quindi uniamo l'arte del videoclip e della musica anche rock al tema classico e importante che tutti dovrebbero conoscere, come l'antiviolenza sulle donne. Io mi sono occupato della musica con Massimiliano, ci conosciamo da una vita, però adesso abbiamo ricominciato a collaborare nuovamente, è stato molto intensa come esperienza, abbiamo lavorato molto, però sono soddisfatto del risultato ottenuto. È stata una bella esperienza, poiché ho voluto interpretare il ruolo delle donne che sono vittime della cattiveria dell'uomo, quindi denunciare quest'atto con anche questo spot. È stata una bellissima esperienza, ovviamente, come ormai succede da 4 anni con Massimiliano, e lo ringrazio tantissimo. Ringraziamo il Centro Antiviolenza perché ci ha dato la possibilità di raccontare questa storia molto particolare, spero possa piacere a più persone. E la cosa più bella è vedere comunque che chi lo ha visto si medesima tantissimo, può capire i lati più spregevoli dell'uomo, quindi penso sia il messaggio più bello, l'intenzione più bella che si possa ottenere.
Femminicidio per l'uccisione di Alessandra Musarra, avvenuta a Messina lo scorso marzo. A processo il fidanzato è accusato di averla strangolata. C'è il servizio. Cristian Ioppolo, il 27enne accusato di aver ucciso, strangolandola, la fidanzata Alessandra Musarra, 29enne messinese, sarà processato. Dovrà comparire con l'accusa di omicidio aggravato davanti ai giudici della Corte d'Assise il prossimo 25 marzo. Il GUP ha rigettato la richiesta della difesa del giovane di una perizia psichiatrica e di un giudizio abbreviato condizionato ad alcuni accertamenti. Il legale dell'imputato, l'avvocato Alessandro Bille, ha chiesto anche lo spostamento del processo da Messina a Reggio Calabria dopo i gravi momenti di tensione che sono verificati in aula nella precedente udienza. Sull'istanza deciderà la Cassazione. Il processo dovrà far luce su quanto accaduto a Santa Lucia sopra Contesse davanti alla casa di Alessandra Immacolata Musarra. Qui, alla periferia della città peloritana, la 29enne messinese venne trovata morta nel giorno della festa delle donne dello scorso anno. Il corpo di Alessandra era senza vita vicino al letto. Le indagini della squadra mobile di Messina, coordinate dalla locale procura, hanno subito portato al fidanzato della giovane. I sospetti degli inquirenti sono caduti su Cristian Ioppolo, il quale aveva iniziato una relazione da circa un anno con la vittima. Dopo l'interrogatorio in questura venne formalizzato il fermo. Da allora il giovane è ristretto in carcere. Per l'accusa non ci sono dubbi, l'autore del delitto è il 27enne Cristian Ioppolo. Anche per il GUP la tesi della procura poggia su indizi accusatori solidi. Da qui la decisione di rinviare il giovane messinese a giudizio con l'accusa di omicidio aggravato. Il processo, come detto, si aprirà il prossimo 25 marzo. Degrado e incuria di un tratto della costa di San Leone. C'è il servizio di Eugenio Cairone. Ci troviamo dalle parti di via Nettuno, sulla spiaggia di Mare Nostrum a San Leone, un tratto di spiaggia affollata d'estate e utilizzata d'inverno da tanti agrigentini sportivi, come il signor Salvatore Cosentino, che ci ha segnalato il pericolo. Parliamo del muro che, come si vede nelle immagini, crea una situazione grave per la pubblica incolumità. Il problema sarebbe stato segnalato, come ribadisce la stessa persona che è venuta in redazione, ma purtroppo senza esito. Naturalmente, al di là delle polemiche e delle accuse, quel che conta è l'eliminazione immediata del pericolo. Non sappiamo se ad intervenire debba essere il privato proprietario dell'immobile o l'ente pubblico. Fatto sta che bisogna muoversi in fretta, scongiurando gravi conseguenze per le persone. Staremo a vedere. Processo sui presunti bilanci gonfiati al comune di Porto Empedocle. Proprio stamattina l'amministrazione comunale ha chiesto di essere ammessa come parte civile, trovando la ferma resistenza della difesa di Firetto, che ritiene che la costituzione di parte civile da parte dell'ente non possa essere accolta, stante che la Corte dei Conti, in ben 2 sentenze, ha escluso ogni danno contabile nei confronti del municipio. Inizio con scintille per la prima udienza davanti al GUP del Tribunale di Agrigento. Alessandra Vella, svoltasi questa mattina l'udienza preliminare, è stata rinviata al prossimo 4 febbraio. Tutti parlano dell'avvertenza Almaviva, ma nessuno parla di noi, poveri LAP, senza tutele, senza diritti, senza paga oraria, con compensi davvero miseri. Noi lavoriamo, abbiamo un contratto al talking time, non arrivano più liste, non arrivano più campagne da lavorare. La massima cifra che per ora prendiamo, 300 euro, con 10-12 ore al giorno di lavoro, e di noi nessuno ne parla. Noi non vogliamo né reddito di cittadinanza né disoccupazione né nulla. Noi vogliamo lavorare come lavoravamo fino a un anno fa. Hanno delocalizzato tutto in maniera selvaggia all'estero, di conseguenza sono calate di più del 50% le liste su cui noi praticamente fondavamo le basi del nostro lavoro. Noi non abbiamo più nulla da lavorare. Io sono su Almaviva da settembre 2011 e ho conosciuto i tempi d'oro di questo lavoro. Poi è iniziata lo spostamento all'estero, dove con un minimo si ha il massimo guadagno. Di conseguenza sul nostro sito, su Almaviva Palermo, parliamo di LAP outbound,
noi lavoriamo per la commessa Sky, non è arrivato quasi più nulla, ormai siamo agli sgoccioli, siamo a livello di paghette, si parla dei dipendenti, per carità, con ammortizzatori sociali sicuramente alla fine di questa brutta esperienza, ma noi praticamente stiamo soccombendo in silenzio, di noi non parla nessuno. Fondamentalmente questo sciopero contro la delocalizzazione che è imperante, parliamo in Sicilia di 20.000 unità operative, un mondo che deve essere tutelato, deve essere salvaguardato. Almaviva, di cui faccio parte, rimanga in Italia, non venga delocalizzata all'estero dove chiaramente ci sono retribuzioni e paghe di gran lunga inferiore, magari nazionalizzare con delle regole certe e definite la nostra situazione. Un rispetto e una regola per legare al massimo ribasso. Ovviamente l'emergenza al momento è un fondo di settore e un fondo per gli ammortizzatori sociali, perché dal 31 marzo siamo scoperti. Almaviva è solo la punta dell'iceberg, a ruota crolleranno anche tutti gli altri settori e le altre aziende che sono oggi qui presenti in piazza. Da 10 anni va avanti questa vertenza, è inimmaginabile pensare che tu chiami un call center e ti rispondano dall'altra parte del mondo. Da 10 anni siamo in sofferenza, ammortizzatori sociali e decurtazione dello stipendio. Quello che noi chiediamo a questo governo sono interventi seri. Io padre di famiglia con 3 figli, sicuramente trovarmi a dover lasciare la mia terra perché non c'è il lavoro veramente non è possibile. Gestione del servizio idrico. Entro febbraio dovrebbero essere inviati al Consiglio Comunale lo statuto della nuova società consortile pubblica, e questa è una delle decisioni prese durante un direttivo dell'ATI. Gli uffici in queste settimane hanno continuato a lavorare redigendo una nuova bozza di statuto che è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ATI e ha alla fine ricevuto un'unica osservazione che sarà adesso applicata modificando ulteriormente il testo, che verrà poi sottoposto all'attenzione del cosiddetto gruppo di lavoro ristretto creato da alcuni dei sindaci proprio con lo scopo di affrontare il tema della gestione del servizio. Se il passaggio sarà veloce dall'Assemblea, si conta di trasferire ai consigli comunali lo statuto entro febbraio, dando il via a un percorso burocratico che potrebbe però avere una durata significativa. Bisogna infatti capire che il documento dovrà passare da 38 enti e soprattutto che non dovrà in alcun modo essere modificato in alcuna sua parte. Basta una semplice aggiunta, un emendamento, una correzione e il percorso dovrà ripartire completamente da capo. Fatto questo, la nuova consortile dovrebbe costituirsi con il voto degli organi che la compongono, presidente, consiglio di amministrazione, eccetera, dotarsi di una struttura organizzativa, uffici e di personale. L'ex sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha presentato le dimissioni dalla presidenza del Tre Sorgenti. Si era tanto chiacchierato sull'incarico dato all'ex sindaco individuato dall'attuale primo cittadino Ettore Di Ventura, che lo aveva proposto e votato per rilanciare il consorzio acquedottistico. Corbo, nella sua lettera di dimissioni presentata al segretario facente funzioni Giovanni Panepinto, ha indicato come motivazione problemi di natura personale, e su questa sfera non vogliamo entrare perché riguarda appunto la vita privata di un amministratore che ha deciso di lasciare la presidenza. Ma sotto l'aspetto politico, visto che siamo a 1 anno e mezzo dalla scadenza del mandato elettorale del sindaco Di Ventura, le dimissioni di Corbo fanno tanto clamore. Lo stesso clamore che aveva suscitato la notizia della sua elezione alla guida di un ente che egli stesso per ben 10 anni, quando era sindaco di Canicattì, ha controllato e ispezionato e tra l'altro anche suggerito e fatto votare dall'attuale sindaco Ettore Di Ventura, con i quali non correva naturalmente buon sangue. Probabile che Corbo, che non si è potuto candidare nel 2016 a sindaco per il limite imposto dalla legge sul terzo mandato amministrativo, nonostante risulti il primo dei non eletti all'ARS, stia pensando di riproporre la sua candidatura a sindaco della città nella primavera del 2021, oppure non vuole sentirsi stritolato dalla guerra interna tra Di Mauro e Pullara, che si contendono la paternità del salvataggio della condotta agraria, come se avessero portato milioni di euro di lavori pubblici a Canicattì. Ma è possibile che la politica si sia ridotta a queste bassezze? In questa città e a questa città serve una politica capace di programmare e non di annaspare andando dietro alle emergenze del giorno, una politica che possa parlare di investimenti pubblici e privati, creando le condizioni per spingere gli imprenditori e i commercianti ad allargare le proprie attività, sapendo di trovare nella parte pubblica un partner solido che non pensi soltanto a spremerli di tasse. Le dimissioni di Corbo da presidente del Tre Sorgenti, al di là di quelle che possono essere le reali motivazioni, hanno avuto un merito: rilanciare il dibattito politico che in città sembrava essere andato in catalessi per l'arroganza di alcuni politici e la rassegnazione dei cittadini che non riconoscono negli attuali amministratori interlocutori validi a raccogliere ogni singola istanza. Chi ne risente è una città ibernata, bloccata, che ha perso anche la semplice voglia di sognare. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco.
Eurolingue alle prese con un evento che organizzerà all'interno della Facoltà di Lettere di Palermo. Vediamo. Eurolingue organizza prossimamente un incontro, un seminario di studi a Palermo. Come si svolgerà e quando sarà l'evento? È un evento che si svolgerà venerdì 31 gennaio appunto all'Università di Palermo nella Facoltà di Lettere, Aula Cocchiara, Lettere e Filosofia. È un evento che mi rende particolarmente orgogliosa perché è da un po' di tempo che ci lavoriamo, io insieme alla professoressa Chiara Sciarrino dell'Università di Palermo, e il risultato devo dire che ci riempie di soddisfazione perché abbiamo messo insieme un bel carnet di insegnanti che vengono da diverse esperienze, quindi ci sono insegnanti, professori universitari, per esempio il professore Victor Pavon dell'Università di Cordova, Simon Brown di Cambridge Assessment English, la professoressa Chiara Sciarrino, appunto come detto prima, dell'Università di Palermo, e la professoressa Annalisa Bonomo dell'Unicore di Enna. In più ci sono insegnanti di scuola media e di scuola superiore che daranno il loro contributo, quindi è un evento lungo, interessante, articolato, che vede l'insegnamento della lingua sotto diversi punti di vista, dal punto di vista del CLIL di cui si parla tanto in questi ultimi anni, ma anche riguardo all'insegnamento della letteratura, gli esami Cambridge, quindi è veramente un'esperienza varia che ci auguriamo possa essere stimolante e interessante per tutti. Ecco, chi coinvolge? Coinvolge un po' tutti gli insegnanti di lingua di inglese naturalmente, ma anche gli insegnanti che per esempio che non sono specialisti di lingua inglese ma si avvicinano al CLIL e quindi magari insegnano la materia in lingua inglese, per cui hanno necessità di acquisire un po' di informazioni, insomma, o anche di fare un po' di pratica di laboratorio. La prima parte del seminario la mattina sarà appunto più sotto forma di conferenza, mentre la seconda parte sarà dedicato a interventi più interattivi e quindi sotto forma proprio di workshop e di laboratori. 2020 programmi di Eurolingue quali saranno? Ne abbiamo tanti, intanto aprire una sede a Cammarata, questo sarà avverrà nelle prossime settimane, nel mese di febbraio. Cammarata è una città insomma, che ha molto fermento, molte richieste e quindi servirà anche ad aprire, a portare l'inglese e gli esami Cambridge nell'entroterra agrigentino e palermitano, e quindi insomma è un'esperienza che sicuramente ci arricchirà ancora di più. Volevo anche, a proposito della conferenza, ringraziare gli sponsor che oltre a Eurolingue sono appunto l'Università di Palermo, Cambridge Assessment English e International House Palermo. Grazie a loro abbiamo potuto appunto offrire questo evento importante. C'è ancora la possibilità di iscriversi, quindi chi vuole può ancora farlo. Siamo già oltre un centinaio di insegnanti che vengono da tutta la Sicilia, quindi speriamo sia un evento appunto di grande interesse e coinvolgimento per tutti. L'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani organizza alla Camera del Lavoro della CGIL di Agrigento, in via Matteo Cimarra 29, nella zona del Quadrivio Spinasanta, un laboratorio gratuito rivolto a pedagogisti, educatori, docenti e genitori. L'appuntamento, valido anche come aggiornamento professionale, è sabato 8 febbraio dalle 9:30 alle 13. L'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone stila un bilancio dei risultati raggiunti fino al 2019 e traccia gli obiettivi del 2020. Sentiamolo. Il 2019 è stato sicuramente un anno difficile ma entusiasmante. Innanzitutto mi piace ricordare l'ottenimento del decreto di finanziamento dalla metropolitana di Catania che congiungerà da Piazza Stesicoro sino all'aeroporto Fontanarossa di Catania appunto. Nel mese di febbraio abbiamo avviato i lavori storici per il raddoppio ferroviario, il primo tratto che va da Bicocca sino a Catenanuova per quanto riguarda appunto la Catania-Palermo. Abbiamo riaperto la tratta ferroviaria da Lentini, diramazione sino a Caltagirone. Abbiamo ristrutturato, riammodernato la tratta ferroviaria che va da Catania sino a Siracusa. Dopo 6 anni abbiamo riavviato i lavori nella parte tirrenica della nostra isola, significa la Ogliastrillo-Castelbuono, 450 milioni, un'opera che era bloccata dal 2014. Abbiamo riavviato, dopo 2 anni e mezzo che erano bloccate, la Siracusa-Gela. Abbiamo avviato finalmente, dopo 5 anni, le opere per quanto riguarda la eliminazione della frana di Letojanni sulla Catania-Messina. A Messina abbiamo avviato i lavori che valgono 26 milioni di euro per la realizzazione della via Don Blasio,
Bergasco, che consentirà alla città di Messina il decongestionamento dei mezzi pesanti. Abbiamo dopo 10 anni risolto la questione degli ACP di Ribera. Ci sono stati acquisti importanti, l'acquisto di 5 treni POP, 5 treni innovativi, così come abbiamo rinnovato il 20% della nostra flotta degli autobus sulla portualità minore. Abbiamo impegnato 104 milioni di euro, 25 milioni ad esempio per il porto di Favignana, 24 milioni per il porto di Marettimo. Abbiamo aperto il cantiere sul porto di Riposto. Stiamo completando le opere del porto di Castellammare e daremo vita alla demolizione del Palazzo delle Poste a Catania per poter poi procedere alla realizzazione della cittadella giudiziaria che accorperà ben 21 uffici giudiziari. Sarà un'opera che rimarrà nella storia e nel contesto di Catania per la riqualificazione della città. Queste e tante altre cose faremo nel 2020 rispetto e in aggiunta a tutte le cose che abbiamo fatto nel 2019. Calcio, i risultati e la classifica delle squadre che militano in terza categoria con Carmelo Lentini. In terza categoria è stata una giornata campale dove si è registrata la nuova vetta della classifica occupata dal Città di Comitini con un margine di 1 punto sulla diretta inseguitrice Campobello. Tutto questo grazie alla vittoria sull'Atletico Favara, con quest'ultima che rimane in terza posizione ad appena 2 punti dalla stessa battistrada. Rimane in seconda posizione sotto di 1 punto il Campobello Delicata che espugna il campo della Reale Unione con un secco 0-4. Non c'è stata storia ciangiana dove il Burgio ha travolto la giovane squadra locale con un perentorio 2-6. Sconfitto a Prizzi il Santa Elisabetta che perde posizione in classifica generale, mentre si registra, se così si può chiamare, un timido risveglio per l'Atena e superata appena a Ribera dalla locale Vissicon nel minimo scarto di 3-2. Il prossimo turno propone una sfida ad alta tensione tra Santa Elisabetta e Città di Comitini. Si gioca a Sant'Angelo Muxaro, un derby tra vicini di casa che richiamerà sugli spalti del Santa Rita le tifoserie di entrambe le fazioni. Altro scontro di cartello si gioca a Santo Stefano Quisquina, con i padroni di casa che dopo un inizio sfavillante si sono un po' ridimensionati. Ospite della giornata è la vicina Vis Ribera che si trova in piena zona playoff. Queste le gare in programma per domenica prossima. Santa Elisabetta Città di Comitini, Virtus Favara Ciangiana, entrambe le gare anticipano al sabato. Atena Prizzi, Campobello Prosciacca, Quisquinese Ribera e Reale Unione Burgio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.